Il primo annual meeting del QAM si tenne nel 2015 a Padova alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi Verona, Milano, Bologna e ora Firenze il prossimo 9 novembre. La ONG diretta da Don Dante Carraro prosegue il suo viaggio per l'Italia per incontrare i suoi sostenitori e i tanti medici e volontari che portano aiuto nei paesi più travagliati dell'Africa. Verranno resi noti i dati del progetto Prima le mamme e i bambini, portato avanti in questi ultimi 3 anni per garantire alle donne un parto sicuro e ai neonati la speranza di superare il primo anno di vita. L'obiettivo che ci siamo dati in 5 anni di 320.000 mamme e bambini assistiti, e al terzo anno a Firenze daremo conto di dove è questo cammino per raggiungere l'obiettivo. Posso solo preannunciare che siamo contenti perché siamo in linea con gli obiettivi che ci siamo dati. Si parlerà anche di Mozambico, dove nell'ultimo anno si è intensificato l'operato del QAM dopo il ciclone che ha devastato il paese 7 mesi fa. Raggiungere il meeting sarà facile grazie alla collaborazione con Trenitalia. Pullman da Bassano, Treviso e da tutte le province raggiungeranno le stazioni dove passerà il treno diretto a Firenze. È un treno veneto, o insomma molto veneto, perché partirà da Vicenza, passerà per Padova, poi Rovigo, poi giù fino a Bologna, fino ad arrivare a Firenze, raccogliendo i nostri amici, i nostri sostenitori, e fare un treno QAM con l'Africa verso Firenze. L'evento è aperto a tutti, così come il sostegno che si può donare al QAM grazie ai social network o la campagna di raccolta fondi. Basta postare sui social una foto con un filo rosso e l'hashtag lo stesso futuro. La raccolta di fondi perché servono per la ricostruzione, ognuno per quel che può, senza come dire, magari un caffè al giorno, io dico, ma quel caffè giorno per giorno porta a costruire poi quello che sembra impossibile.